Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci. Gesteco vi invita all'ascolto di Economai FVG. Cambia il mercato del lavoro con la richiesta sempre più di figure specializzate a cui non corrisponde tante volte l'offerta, e dall'altra parte cambia anche il modo di lavorare con la scoperta sempre più accentuata, fin quando eravamo soprattutto in emergenza, del lavoro, di quello che viene chiamato il lavoro agile o smart working, oppure qualcuno l'ha appellato in questi giorni un lavoro a domicilio all'italiana. Ma io non mi intrattengo per quanto riguarda le questioni politiche. Oggi parliamo di economia, soprattutto parliamo di numeri, sentiamo la voce degli imprenditori, dei sindacati. Il lavoro che cambia, questo è il tema di Economai FVG. Vi presento subito gli ospiti. Vicino a me Lia Correzzola, vicepresidente Giovani Imprenditori, Camera di Commercio, Pordenone Udine, nonché imprenditrice. Buongiorno. Fabiano Benedetti, capogruppo informatica e telecomunicazione Confindustria Udine e imprenditore. Buonasera. Buonasera. E poi Luciano Bordin, segretario CISL FVG, delegato al mercato del lavoro, se non sbaglio. Sì, buonasera. Buonasera. Allora, questa è la premessa iniziale della puntata, il lavoro che cambia. Come vi ho detto, cercheremo di capire cosa è successo con l'emergenza sanitaria, con il Covid che ci ha sconquassato letteralmente, ma magari anche da una crisi che si è aperta si possono cogliere tantissime opportunità. Le chiedo subito, Correzzola, lei è anche imprenditrice, ci sono opportunità per i giovani imprenditori? Certo, come tutte le crisi aprono, diciamo, aumentando la complessità, sicuramente vengono aperte delle porte. Bisogna saperle cogliere, forse oggi è proprio il tema di cui parleremo. Anche lei come imprenditrice è nota, per esempio, nelle aziende, se non sbaglio, lei è manager in un'azienda tradizionale e invece anche inserita in un altro tipo di azienda più dal punto di vista digitale. Quali differenze trova, insomma, tra le richieste che voi fate per trovare determinati tipi di figura? Dunque, io partecipo alle attività dell'azienda di famiglia, che è un'azienda Lean Products di automazione industriale, quindi un'azienda strutturata, nata negli anni 80, sviluppatasi negli primi anni 2000, che diciamo, cerca una serie di competenze che servono, come dicevamo prima, un po' per reagire all'aumento della complessità, quindi dalla digitalizzazione alla globalizzazione ci sono una serie di attività, di competenze che è necessario portare in azienda. Il modo migliore per portare in azienda competenze è assumere delle persone che ce le hanno e come dire, quello che serve da un lato per quanto riguarda le competenze tecniche è estremamente diverso rispetto all'altra azienda che ho aperto insieme a dei soci nel 2018 che si occupa, Bicademy invece, che si occupa di consulenza, formazione e sviluppo software in ambito cripto. E quindi le competenze tecniche sono radicalmente diverse, da un lato progettazione meccanica piuttosto che assemblaggio manuale, piuttosto che competenze di commercializzazione e di vendita. Nella seconda opzione sempre diciamo, competenze tecniche riguardo allo sviluppo software, quindi programmazione e anche alla formazione. Quello che le accomuna però sono le famose soft skill, quindi la necessità che i collaboratori abbiano consapevolezza di quello che stanno facendo. I miei colleghi imprenditori spesso sintetizzano con l'avere voglia, in realtà poi bisogna capire cosa significa avere voglia e vuol dire sostanzialmente voler far parte di un gruppo, voler entrare nel merito di quello che uno sta facendo, e questo succede se, oltre appunto alle competenze tecniche dove l'azienda può intervenire, possiamo fare formazione di prodotto, di processo, possiamo fare delle sfumature. Quello che non può insegnare un'azienda è la capacità di lavorare in gruppo, la capacità di comunicare, la capacità, la voglia, l'intenzionalità nel proporre un'innovazione. Ecco, volevo sentire se sulla stessa onda anche Benedetti, per caso, su questo tipo di considerazione. Sì, allora sicuramente quello che serve oggi è uno spirito collaborativo, come diceva prima la mia collega, cioè un commitment molto forte tra l'azienda e i dipendenti. Ed è quello che ogni giorno noi cerchiamo di fare, perché non è più l'azienda degli anni 60, 70, 80, ma oggi
l'azienda, il datore di lavoro e i dipendenti sono tutti nella stessa direzione e l'azienda funziona quando tutti lavorano proprio verso un unico obiettivo. E il fatto di oggi, per esempio, noi abbiamo messo in campo strumenti di welfare molto importanti proprio per cercare di ingaggiare il più possibile la relazione con i dipendenti e fare in modo che questi siano coinvolti al massimo in quella che è la visione dell'azienda e condividere quelli che sono gli obiettivi. E per quanto riguarda la ricerca invece di figure specializzate, voi anche della Bentech, ma dico anche nel settore, nelle altre industrie, insomma, nelle altre piccole aziende che hanno a che fare con la telecomunicazione e digitalizzazione, è facile trovare questo genere di professioni oppure no? Dopo ci aiuterà anche Bordin con una serie di dati magari dal mercato regionale. Purtroppo no, facciamo anche noi molta fatica, anche se poi insomma comunque noi negli ultimi anni, negli ultimi 5 anni abbiamo assunto più di 100 persone e tutte comunque nell'ambito digitalizzazione, però comunque i numeri del Friuli Venezia Giulia sono numeri troppo piccoli, cioè produciamo troppi pochi ragazzi laureati, triennali, ITS, questo sarà un tema appunto che affronteremo anche nelle prossime parti della puntata. E quello è un tema che noi ci troviamo quotidianamente ad affrontare, perché quello è il vero tema. Oggi nel mestiere che facciamo sicuramente quasi è più difficile trovare le persone che non i lavori da fare, quindi il business forse è quello un po' meno difficile da trovare, è più difficile trovare persone qualificate, brave, motivate, ingaggiate e soprattutto poi che condividano gli obiettivi dell'azienda, che non vengano attratti. Oggi il problema del lavoro è la flessibilità, la mobilità con cui questi ragazzi possono andare in giro per il mondo e ricevere offerte da qualsiasi parte del mondo. Uno che è laureato in informatica oggi pubblica su LinkedIn che si è laureato in informatica, riceve offerte da tutte le parti del mondo e quindi noi ci troviamo a combattere contro i grandi colossi che ovviamente hanno potere d'acquisto, numeri completamente diversi dai nostri e quindi noi cerchiamo di difendere quello che per quanto possiamo, insomma il nostro patrimonio delle risorse umane. Mi tolga una curiosità, queste 100 sei riuscito a trovarle subito oppure 100 si sono presentati 1000, 100 si sono presentati... No, noi diciamo che abbiamo una discreta reputazione creata sul territorio, quindi facilmente, forse specie negli anni scorsi, abbiamo trovato abbastanza facilmente, anche se poi noi ci impegniamo molto nella collaborazione con tutti quelli che sono gli istituti tecnici superiori, per esempio Kennedy, ex Kennedy, adesso quindi c'è un filtro, diciamo, c'è una rete che è già costruita abbiamo una relazione costruita a monte e anche con l'università, soprattutto di Udine, dove collaboriamo direttamente a stretto contatto con i professori, con i progetti di ricerca, proponiamo tesi, tirocini e questo ci ha fatto crescere negli ultimi anni e ci ha permesso anche di trovare un po' più facilmente magari di altri nostri colleghi queste risorse, però comunque è un impegno importante, cioè non è una cosa facile da fare. Ecco. Allora io volevo chiedere a Bordin se magari analizzando anche dei dati che lei stesso ci ha fornito del mercato del lavoro, dati che poi sono regionali, con l'ausilio anche della regia, con Gian Domenico Ricci e Simone Caramaschi, che ringrazio, magari riusciamo a capire un po' come si sta spostando il mercato del lavoro? Almeno fino a luglio. Allora, assunzioni, cessazioni, tempi determinati piuttosto che tempi indeterminati, apprendistati, tirocini? Allora, noi abbiamo un mercato del lavoro che è molto in movimento in questo periodo qua, fortunatamente esce da un periodo di pandemia con tutta una serie di problematiche legate sia per quanto riguarda le aziende, sia per quanto riguarda il settore commerciale e turistico in particolare, insomma, dove ci sono stati dei cali veramente molto pesanti di occupazione. Oggi si sta riprendendo in maniera importante il PIL della regione, ci sono buone aspettative e buone possibilità di poter in qualche modo occupare lavoratori. Ecco, però vediamo appunto se riusciamo a trasmettere queste l'immagine, insomma, dove è ben anche cerchiato le assunzioni, che sono al 7%, almeno fino a luglio, ma comunque... Insomma, sì, questi sono dati in stock, quindi... Sì. Okay. E si parla di un delta più di 20.000, no? Se non sbaglio. Sì, questo però, ecco, quello che però noi notiamo è che ancora una volta questi lavori sono soprattutto a tempo determinato, sono lavori che non sono stabili, mettiamolo in questa maniera, anche se c'è uno zoccolo di lavoro a tempo indeterminato importante in questa regione, però questi dati evidentemente ci mostrano come ci sia questa molto, come dire,
intercambiabilità del lavoro in tempi. Quindi io chiedo, mi colgo l'occasione che sono qua con due imprenditori, di dire forse in questo momento qua, forse sarebbe meglio per, come dire, tenere più vicino a sé i lavoratori, pensare a forme di lavoro più stabile, con forse qualche, voglio dire, con qualche, ho capito, no, questo allora, è il tema. Sì, ma lei ha lanciato il sasso, giustamente, sentiamo un momento la risposta. Io sono assolutamente d'accordo che l'interesse deve essere dell'azienda e dei lavoratori, non c'è dubbio su questo, come CIS l'abbiamo sempre fatto e voi lo sapete. Ecco, credo che da questo punto di vista ci sia questa necessità, però anche su questo è chiaro che io perché dovrei essere, permettetemi, faccio il lavoratore, mi assumete per 3 mesi, 6 mesi e io dovrei, come dire, essere parte di un progetto di che cosa? Ma la mancata programmazione secondo lei di chi manca, è colpa? Da parte delle aziende o da parte magari del governo, dello Stato o di chi è più in alto che non è che può dare la certezza in questo momento, io capisco, visto il momento che stiamo vivendo? È chiaro che ho buttato il sasso, io so che la cosa non è così semplicistica, ecco, mettiamola così, esatto. Però l'attenzione su queste partite credo che debba essere posta e soprattutto, se non vogliamo che poi molti ci scappino, per esempio le grandi professionalità se ne vadano all'estero, forse è anche importante capire qual è il livello poi di retribuzione che soprattutto a queste figure importanti vengono riconosciute e vengono riconosciute all'interno di questo contesto. Allora, io la butto lì per No, ma lei fa bene a portarla nella discussione, non nella cacciare anche in maniera così gentile, però c'è il tempo adesso della pubblicità, poi sentiamo i due imprenditori, sentiamo la loro risposta e così sarà soddisfatto, però dopo continueremo anche con i dati e altri tipi di considerazioni. Pubblicità. Eccoci tornati in diretta con Economei FVG, parliamo del lavoro che cambia, lavoro sempre più specializzato ma che deve mantenere la rete tra i vari collaboratori di un'azienda per poter fare in modo che la stessa impresa possa crescere. Questo volendo fare un po' il riassunto di questa prima parte, anche se dai numeri che ci hanno fornito anche il sindacato ne emerge che di assunzioni ci sono ma sempre di meno a tempo indeterminato. E Bordin magari può anche spiegare quel delta che è spiegato in questa immagine dove si vedono una serie di assunzioni. L'altra chiedevo, a dire la verità, non questa, quella dopo, eccolo lì, lavoro dipendente con apprendistato, determinato, somministrazione, parasubordinato, ce ne sono per tutti i colori. Sì, ci sono molti contratti di cui appunto per parte quello a tempo indeterminato e io ritengo anche l'apprendistato, ed è un fatto positivo questo perché significa che le aziende investono in qualche modo sui giovani e quindi a questo punto di vista sono perfettamente d'accordo, anzi dovrebbe essere maggiore quel dato, ecco, anche perché le aziende hanno un set di scelte che possono operare che sicuramente possono essere utilizzate. Lì diciamo che parte quello del tempo indeterminato, tutto il resto sono contratti che hanno una scadenza e quindi in qualche modo non permettono. Poi potrebbe essere che, questo non ce lo dice, queste tabelle non ce lo dicono, che poi possono essere trasformati a tempo indeterminato nel tempo. Molti possono essere trasformati, però ci sono. È chiaro che in questo tempo qua, quindi è evidente che noi ci aspettiamo, ecco, che ci sia questa forte attenzione, anche perché la Regione ha messo risorse importanti, per esempio, sulla trasformazione dei contratti a tempo indeterminato. Sì. E lei ha detto nella prima parte perché non lo fanno le aziende questi contratti indeterminati. Questo allora, è il tema. Ecco, per non dilungarci troppo, darei la parola anche ai due imprenditori. Correzzola? Perché? Io non ho una risposta generica, posso dire quello che vedo con i miei occhi. Allora, che sono la cosa migliore alla fine, perché sì, lo prova l'esperienza sul campo. Esatto, cioè chi vive la vita d'azienda ha avuto un periodo veramente complesso, il Covid ha cambiato tantissime cose, in primis i processi d'acquisto, si compra tutto online, è cambiata la logistica, è cambiato l'approvvigionamento delle materie prime. Ci sono tutta una serie di variabili. Che costano, oltretutto, è un aumento. Non solo c'è un aumento anche di centinaia, come dire, anche il raddoppio, ma non arriva. Ci sono problemi proprio logistici di approvvigionamento, di guerra proprio, all'accaparramento delle materie prime, dei microchip non ne parliamo.
variabili che prima non c'erano. Cioè del tipo quanto arrivano dopo? Giusto per far capire alla gente. Cioè, ma io ho sentito che proprio non arrivano, cioè si stanno ricondizionando materiali usati. Adesso Sì, noi abbiamo ordini, infatti adesso, l'ho visto l'altro giorno, che ci hanno promesso in 30 mesi la consegna e prima erano, cioè sì, 30 mesi, sì, adesso e prima erano 2 mesi. Sì. Cioè questa è la differenza tra prima e dopo il problema delle scorte. Diceva Colezzola. Nuove variabili e quindi già lì la capacità di previsione e già si chiama, già la parola variabili vuol dire tutto. Ecco, mi viene un po' a mancare. Usciamo da un periodo di blocco dei licenziamenti. Ancora una volta, come faccio io azienda a reagire al cambiamento del contesto? Devo cambiare, non posso pretendere di continuare come prima quando il mondo cambia. Non ho potuto farlo perché c'era il blocco dei licenziamenti. Adesso sto iniziando a farlo, come faccio a valutare una persona? Lo faccio con un contratto a termine, perché è l'unico modo per, come dire, ma è più univoca la cosa, cioè io azienda capisco se la persona ha le competenze, ha anche il carattere, la personalità che anche sto cercando. Anche la persona capisce se la persona esattamente capisce se l'azienda è il contesto in cui vuole passare gran parte della propria giornata lavorativa. E quindi gioco forza in questo momento, poca capacità di programmazione, le risorse che sono state impegnate nel tenere aperte le aziende in questa situazione complessa. Sto sostituendo alcuni, non tanto elementi, ma alcune funzioni, alcuni lavori, alcune competenze. Certo che sono tutti a tempo determinato, ma un'azienda quando comunque è un inizio, mi permette di dire un inizio. Quando trovo la persona che voglio, con le competenze che voglio, mi trovo bene 4, 5, 6 mesi, ma la tengo in tutti i modi, ecco, questo è il mio punto di vista. Certo, Benedetti? Allora, io volevo fare un distinguo perché il dottor Bordin chiaramente ha una visione completa, no, di tutto il mercato del lavoro per tutti i settori aziendali. Anche io mi rifaccio alla mia esperienza e devo dire che per noi non si discute neanche qual è il tipo di contratto che noi proponiamo, no? Il problema vero per noi oggi è il contrario, cioè quello è scontato che è a tempo indeterminato, a parte i primi passaggi che possono essere quelli, per esempio un neolaureato fa il tirocinio curricolare oppure poi fa l'assegno di ricerca o la borsa di studio e poi magari il contratto di apprendistato in alcuni casi. Ma poi c'è solo il contratto in tempo indeterminato, altrimenti neanche vengono a fare il colloquio da noi e questo è il settore a cui noi facciamo riferimento. Quindi il problema è bisognerebbe distinguere per tipologie di settore e anche per qualifiche professionali, perché le persone che noi cerchiamo oggi purtroppo, anzi il problema grosso poi non è quello di fargli il contratto a tempo determinato perché è scontato, ma anche dopo aver fatto il contratto a tempo determinato fare in modo che questo non venga preso da qualcun altro, no? Che, come dicevamo prima, e gli viene fatta una proposta da qualche altra parte del mondo e questo chiaro magari o per scelta di vita o perché comunque da economie più ricche ovviamente ha delle proposte completamente diverse, è un altro campionato rispetto al nostro, quello dell'America, di Londra, eccetera, eccetera, e quindi noi oggi abbiamo esattamente il problema contrario, cioè quello di riuscire a trattenere le persone e quindi non sicuramente quello di fare contratti flessibili. Se la fuga c'è è perché magari ci sono richieste dall'estero. Madonna. Cioè noi abbiamo perso diverse persone perché sono state fatte proposte anche dall'estero, dall'Austria, dall'Inghilterra, dall'America. Ma per flessibilità di lavoro, adeguamento salariale, per la loro voglia esperienza di andare all'estero? C'è l'esperienza di vita che comunque insomma, magari uno dice io voglio farmi un'esperienza, specie se è giovane, poi accetta sicuramente, no, questo tipo di proposte. Sono probabilmente anche prospettive di carriera completamente diverse, perché ricordiamoci dove siamo, qual è la nostra economia, in che tipo di regione, insomma, con tutto il rispetto, ma non siamo confrontabili con la Silicon Valley o con altre economie più ricche della nostra. Quindi il problema vero oggi è questo, per noi. Capisco la posizione del collega Bordin, che chiaramente... Quindi lei, Benedetti, non li trattiene quando succedono queste tipo di no, cioè, sono eventi talmente più forti. Diceva che è quasi impossibile, no? Sì, è difficile perché non posso farcelo da solo. Quello che bisognerebbe fare è creare magari le condizioni di un marketing territoriale un po' più forte, delle condizioni di welfare territoriale, che non basta quello che faccio io, ma in un contesto dove queste persone magari si sentono dispiaciute di abbandonare il Friuli e andare a vivere da un'altra parte perché hanno servizi a valore aggiunto che magari da altre parti non trovano. E qui però c'è
bisogna andare più su di me a discutere di queste cose. Io arrivo fin dove posso e poi mi devo fermare. Senta, Bordin, però al di là di questo, al di là di adeguamenti salariali o ricerca di posto fisso, sempre che il posto fisso esista ancora, io non ho parlato di posto fisso. No, va bene, tempo indeterminato, va bene. A tempo indeterminato, il che non vuol dire che è fisso. Certo, non sarà fisso, le spiego perché dico non è fisso, perché giustamente, siccome siamo in un mercato aperto, è che evidentemente uno si mette sul mercato e quindi dove trova, siccome, insomma, voglio dire, poi chi fa l'imprenditore sa benissimo che insomma, il prezzo è un elemento importante, credo, oltre che le questioni di welfare, che ha ragione il collega Benedetti, perché evidentemente il territorio è anche attrattivo e quindi vuol dire la famiglia, gli asili, cioè tutta una serie di cose che ci sono in piedi. Ma su questo credo che, insomma, voglio dire, è chiaro, anch'io concordo, io ho parlato di mercato del lavoro in generale. È chiaro che questo è il mercato del lavoro che va dalla pulitrice all'ingegnere spaziale. Ecco, poi voglio dire, è chiaro che se poi Benedetti o l'amica ci dice che non ricordo il nome, ma ecco, che ha un nome, cioè voglio dire che è un'azienda specifica, evidentemente entriamo nel merito della questione specifica. Io non ho problemi, ma io sto parlando del mercato del lavoro in generale, quindi si passa in tutti i settori. Andiamo a vedere quello che sta succedendo in edilizia, per esempio, è tutta un'altra roba rispetto a tutte le questioni che dipende dal periodo abbiamo parlato oggi. Insomma, poi si parla a Trieste di sparatorie, di cose che non so quanto sia vero, ma però di fatto c'è questa situazione, ecco, la metto così. Voleva intervenire, Codezza? Sì, allora, naturalmente sono assolutamente d'accordo, settori diversi, dinamiche diverse, anche nel tempo, perché appunto vediamo adesso il settore dell'edilizia dove è praticamente impossibile trovare qualsiasi tipo di competenza professionale. Volevo però mettere l'accento proprio sulle competenze, cioè più una persona è specializzata... Infatti volevo arrivare anche lì, ecco, perché dopo abbiamo una slide su questo. Più una persona è specializzata, più ha capacità di negoziare la propria presenza all'interno di un'azienda, quindi effettivamente forse la macro informazione e magari anche il consiglio che possiamo dare ai ragazzi che ci stanno sentendo, che devono decidere che percorso scolastico fare, è specializzarsi. Capire su cosa specializzarsi è un bel percorso. Ma devono capire, scusi, devono capire loro, dentro di sé, devono essere aiutati, sì. Allora, devono aiutare i genitori, cioè non è facile, certo, assolutamente. È una cosa che mi sta molto a cuore, sì, io faccio da tanti anni orientamento scolastico. Allora, parto da una statistica di qualche anno fa, un sondaggio che mostrava quali sono le fonti di informazione, dove i ragazzi cercano informazioni quando devono fare le scelte sul percorso, quindi terza media e quinta superiore. Qualche anno fa, quindi non ricordo bene l'ordine, ma non c'era verità in nessuna delle principali 5 fonti informative. L'ordine magari non è lo stesso, ma chiedono ai colleghi, ai compagni, che già con forza, avendo la loro età anagrafica, hanno la loro stessa identica competenza, si informano sui social, che noi sappiamo perfettamente che sono specchio della realtà, si informano a scuola, gli insegnanti sono bravissimi, ma spesso hanno competenza dell'istituto scolastico, del sistema scuola, che è un'altra cosa rispetto a fuori, si informano dai genitori che, e lì va a capire, in base all'esperienza, spesso peraltro siamo, perché anche io sono genitore, tutti soggetti al pensiero un po' degli anni 70, se sei bravo fai il liceo, l'università, fai l'avvocato. Assolutamente. Se sei medio, istituto tecnico e meccanico, se non hai voglia di lavorare, professionale, vai a fare l'edilizia. Non c'è niente di più sbagliato di questo ragionamento. Poi a un certo punto finalmente arrivano i libri, prima fonte informativa sensata, in fondo la soluzione al problema, secondo me, metterci le mani in pasta direttamente, andare nelle aziende, fare stage, fare esperienze, non avere filtri, perché anche adesso, qualche anno fa si chiamava alternanza scuola-lavoro, adesso è cambiato modo, però anche se io capito in un contesto dove mi mettono a fare fotocopie, ma vi assicuro che è la minoranza delle esperienze, capisco delle informazioni fondamentali, cosa non mi piace fare, in quale azienda non voglio andare. Se io ogni anno faccio un'esperienza del genere, e ho una serie di informazioni su qual è il lavoro più congeniale alla mia indole, qual è lo spazio di lavoro che mi piace di più, un open office chiuso da solo, un'officina. Come sono le aziende, perché poi le aziende sono diverse se sono piccole, medie, grandi. E questo è un lavoro che con alcune, come dire,
alcune volte si viene aiutati, altre volte si viene impediti, ma è qualcosa che ognuno deve fare per il proprio vantaggio, per trovare quell'equilibrio tra interessi, ed ecco perché dicevo che è una risposta complessa, tra propri interessi e tutto il resto, quindi dove voglio vivere vicino a casa, cosa c'è vicino a casa, qual è la soddisfazione massima nella quotidianità, nello stipendio. Queste sono cose che nessuno può fare tranne la persona, il ragazzo, e bisogna uscire dall'aula per fare queste cose qua, e facendo queste cose ti viene quella famosa voglia che noi cerchiamo. Assolutamente. Allora, noi andiamo in pubblicità, poi parleremo anche del lavoro agile, il lavoro da casa, se è ancora possibile farlo, visto che stiamo un po' uscendo dall'emergenza, speriamo. Pubblicità. In questa puntata di Economia FVG stiamo affrontando il tema del lavoro che cambia sotto molti punti di vista, come è cambiato il mercato del lavoro, l'abbiamo affrontato in tutta questa prima parte, cerchiamo di capire anche il metodo del lavoro che cambia in presenza, oppure si può fare a casa, oppure è un lavoro che si può fare entrambi a seconda del momento. Ci saranno ancora le riunioni, come una volta, tutti insieme, oppure si può farlo a distanza? Allora io chiederei alla regia se può mandare un'intervista a Marina Brollo, che è docente all'Università di Udine del diritto del lavoro, ma è anche all'interno di un team a livello ministeriale sul lavoro agile. Facciamo un'intervista e poi seguiamo con le interviste ai nostri dibattito con i nostri ospiti. Marina Brollo, il lavoro agile ha ancora una sua centralità con l'emergenza che sta per finire? Allora, diciamo che bisogna intendersi su che cosa stiamo parlando, perché il lavoro agile dell'emergenza è stato appunto una cosa eccezionale, un obbligo di massa a rimanere a casa, e questo sicuramente non ci sarà dopo nella normalità, mentre invece a mio parere resusciterà l'idea originaria del lavoro agile, cioè quella possibilità di una flessibilità nel tempo e nel luogo di lavoro, che a mio parere sarà colta in prima battuta soprattutto dagli imprenditori del settore privato, soprattutto dalle grandi aziende, più abituate a gestire un'organizzazione complessa. Mentre invece ci saranno maggiori problemi per gli imprenditori privati di piccole aziende, e ancora di più per il lavoro pubblico, visto come è stato vissuto male, quale impatto negativo, quantomeno nel percepito pubblico, ha avuto questo tipo di lavoro. In ogni caso, io ritengo che lo smart working, come noi normalmente lo chiamiamo, o lavoro agile, come lo chiama il legislatore, sia una preziosa opportunità, perché veicola l'innovazione digitale. Quindi è un rapporto di lavoro che permette di sfruttare al massimo quelle tecnologie che già stanno sui nostri tavoli di lavoro, nelle nostre tasche, e che noi possiamo usare al massimo per lavorare in modo ibrido. Quindi il futuro, a mio parere, sarà un lavoro ibrido, in parte in azienda, in parte agile, laddove è possibile ovviamente. Parliamo di pubblica amministrazione, l'obbligo del Green Pass, eventuale obbligo vaccinale può comportare degli effetti, secondo lei, a breve termine? E sicuramente, dice sul lavoro agile, ma sicuramente sì, potrebbe anche aumentare il lavoro agile, perché se il lavoratore non è in regola. Tuttavia tutto questo secondo me avrà degli effetti sino alla fine dell'anno, cioè fino al periodo in cui siamo ancora in periodo di emergenza. Il dopo è tutto da pensare, anche perché potrebbero cambiare certe regole del lavoro agile, quindi potrebbe cambiare la normativa per tener conto di quello che è successo in questi 2 anni di sperimentazione. Il lavoro privato ha pagato dazio più del pubblico in questa emergenza? Allora, sicuramente ci sono state situazioni variegate. Sicuramente i lavoratori del settore privato, specie i lavoratori delle piccole imprese, specie i lavoratori autonomi, sono quelli che hanno pagato un peso
pesante per la crisi, mentre invece è ovvio che nel settore pubblico ha funzionato una maggior rete di protezione, però allo stesso tempo il pubblico è stato anche in prima linea nella lotta al Covid, cioè la sanità, ricordiamocelo, è un settore in cui i lavoratori hanno dovuto dare il massimo in un momento fortemente critico. Giusto comunque tornare in presenza in questo momento il più possibile, pensiamo al pubblico col 15% dice Brunetta, ma pensiamo per esempio ai docenti stessi che appunto tornano in presenza nelle università o nelle scuole. È giusto tornare il più possibile in presenza? Allora diciamo che credo che molti abbiano la voglia di tornare in presenza, che ci sia un'esigenza proprio di relazione, quindi lo dico anche come docente, ho voglia di rivedere gli studenti in aula. Allo stesso tempo però vorrei usare questa esperienza e quindi far sì che le lezioni possano essere fruite anche a distanza, tenendo presente anche della potenzialità inclusiva del lavoro a distanza. Quindi se uno studente non può partecipare per tante ragioni, che potrebbero essere anche di fragilità, di salute, deve avere la possibilità di seguire comunque le lezioni e visto che abbiamo imparato a farlo, dobbiamo soltanto pensare a regole nuove per farlo in modo anche qua ibrido. Lo smart working è produttivo o meno produttivo? Di questo si è discusso tantissimo. Sì. Allora diciamo che io avevo partecipato a una prima sperimentazione nazionale, prima ancora della legge, e devo dire che il risultato è stato che diventa più produttivo nel momento in cui i lavoratori sono più soddisfatti. Se aumenta il benessere dei lavoratori perché certi giorni della settimana possono lavorare da casa, in questo senso sicuramente aumenta la produttività, però non si può generalizzare, dipende da lavoro a lavoro, dipende da situazione a situazione. È ovvio che è un nuovo modo di lavorare che mette in discussione i poteri tradizionali, che mette in discussione le forme di controllo del passato e quindi bisogna una maggior responsabilità da parte del lavoratore, una maggior fiducia da parte del datore. Crea posti di lavoro, nuovi posti di lavoro? Può creare nuovi posti di lavoro. Noi pensiamo ai cambiamenti spesso in modo negativo perché guardiamo che cosa perdiamo, ma allo stesso tempo dobbiamo avere la capacità di cogliere anche le nuove opportunità, cosa c'è di nuovo che emerge all'orizzonte e mantenere sempre uno sguardo ottimista rispetto ai cambiamenti. C'è lo spazio per i giovani? Io spero, proprio perché dicevo all'inizio che il lavoro agile è una modalità di lavoro che facilita, agevola, promuove l'innovazione digitale, spero che con questo crei anche nuove occasioni, nuove opportunità per un coinvolgimento dei giovani che, come ben sappiamo, sono nativi digitali e quindi hanno maggiori capacità di adattamento rispetto a noi che facciamo parte di una generazione precedente. Bene, abbiamo sentito l'intervento di Marina Brollo, subito chiediamo anche in base all'esperienza dei due imprenditori qui al mio fianco, inizierei da Correzzola per chiedere se il futuro è ibrido, come dice la Brollo, se sente di firmare quello che ha detto anche la docente? Non tutto, ma in questa fase assolutamente, cioè in questa sezione del pensiero assolutamente sì, abbiamo fatto uno sforzo incredibile, sarebbe abbastanza miope se all'improvviso ci dimenticassimo del digitale. C'è il fattore importante legato all'efficacia, legato alla, come dire, sicuramente all'uscire dal valutare il lavoro in ore operative, ore uomo, ormai credo che sia un discorso che in gran parte dei settori economici non tiene più, però dobbiamo valutare l'efficienza del lavoro in qualche modo, quindi ecco, sono contraria all'applicazione dello smart working dove non c'è nessun sistema di controllo e sono contraria radicalmente. Però teniamo presente che quello che intendo per sistema di controllo non è il tradizionale comando e controllo che viene applicato in alcuni sistemi piramidali, però nel momento in cui non ho un cliente ma ho un utente
e semplicemente questo utente aspetta di più e non succede niente che incentivi il processo, il meccanismo verso una maggiore efficienza, non posso essere d'accordo. Se invece si tratta di accorciare, come dire, i tempi di spostamento, alcuni giorni, di dare più tempo per l'equilibrio casa-famiglia, casa-lavoro, che è assolutamente valido, dare in qualche modo sostegno soprattutto nel welfare. Nel mondo femminile anche, no? Certo, ma perché no? Parliamo di famiglia, non parliamo di donne. A Brunetta gli hanno dato del maschilista anche per la questione del 15%, no? Sì, adesso non è che volevo chiedervi una domanda politica, però insomma nel mondo femminile me ne trarrebbe del vantaggio anche su questo. No, scusami, ti correggo, perché è la famiglia che ne trarrebbe il vantaggio, perché avere anche il papà a casa fa bene tanto quanto avere la mamma a casa, assolutamente, quindi non vedo differenza. Ecco, non deve essere fuori controllo, deve essere legato a un sistema di monitoraggio, di incentivo e come dire, di armonizzazione fra i due mondi. Io proprio in 30 secondi posso portarti gli esempi delle due aziende alle quali partecipo. Allora, nell'azienda di famiglia metalmeccanica non è stato possibile fare smart working. Non è che da remoto puoi tagliare la barra di profilo e assemblare la postazione di lavoro. Invece con chiamiamola software house, diciamo, anche se fa anche consulenza e formazione, abbiamo scoperto che serenamente potevamo stare in smart working, tant'è che le lungaggini relative alla sistemazione della nuova sede ci pesano relativamente poco. Quello che però abbiamo visto è che è vero che fai riunioni, fai una serie di cose in digitale, ma manca un po' la profondità. Non c'è quel tipo di comunicazione che c'è alla macchinetta del caffè, nel vedersi quotidianamente. La socializzazione. Sì. Il confronto. Bravo, più il confronto assolutamente. E quindi dobbiamo inventarci, noi siamo meno strutturati del mio collega, ma ci stiamo inventando dei momenti proprio di aggregazione forzata, fisica, per recuperare questo gap. Il resto, insomma. Sì, concordo con quello che dice la mia collega Lia. Che tipo di esperienza può portarci anche dal suo punto di vista? Allora, noi secondo me non dobbiamo sprecare questa buona crisi, come dicono gli esperti, e quindi non buttare via quello che abbiamo imparato in questa esperienza. E che tra l'altro, giusto un aneddoto, io ho fatto il trasloco l'anno scorso al 23 marzo 2020, quindi eravamo proprio in piena pandemia, e c'è qualcuno che ha visto la nuova sede a giugno, per la prima volta, quindi siamo passati dalla vecchia alla nuova sede e hanno lavorato da casa sempre senza mai neanche venire in ufficio. No? Quindi per noi è chiaro che bisogna distinguere tra chi deve fare attività fisica, metalmeccanica o deve essere in fabbrica da chi come noi fa attività più soft, no? Nel nostro caso. E diciamo che concordo con quello che ha detto la professoressa Brollo e che il futuro sarà ibrido perché per noi è possibile, come distingueva prima Lia, ci sono tipi di aziende che non lo possono fare, ma per noi sarà sicuramente la soluzione da qui ai prossimi anni, quindi anche dopo fine emergenza Covid, oggi già siamo circa ancora al 30% di smart working e l'abbiamo messo noi come quota obbligatoria, cioè non possiamo far venire in azienda più del 70% per evitare appunto rischi inutili e quindi almeno il 30% deve stare a casa, quindi questo abbiamo fatto l'obbligo al contrario, cioè di stare a casa. Mi tolgo una curiosità, magari potrebbero chiedere anche da casa, no? Ma come si fa a controllare, a capire la produttività? Qui bisogna spostare l'attenzione sul controllo. Il controllo, specie nel settore nostro in cui opero, perché io non parlo di cose che non so, io parlo per quella che è la mia esperienza di 20 anni di azienda, quest'anno facciamo 20 anni, in un settore un po' strano che è quello dell'IT, insomma di digitalizzazione. Oggi gli strumenti di controllo che verificano a che ora arrivi, a che ora vai via, se sei collegato, se non sei collegato, se stai lavorando, non servono a niente nel nostro settore, perché anche se uno sta lì 10 ore davanti al PC e guarda e pensa ad altro o comunque fa altre cose, noi non abbiamo nessun sistema per controllare. Quindi l'unico modo oggi è quello di dare fiducia e nel momento in cui non viene restituita, allora agisci di conseguenza e poi prendi provvedimenti nel caso in cui queste cose. Però purtroppo oggi, secondo me meglio, nel senso che sei misurato per quello che fai e non per le ore che dedichi al tuo lavoro e per noi quello è la cosa più importante. No? Dopodiché settori diversi, chiaro, secondo me tutto questo non è possibile, però io conosco solo uno, e quindi solo il mio. E quindi per noi comunque il futuro è stiamo già definendo appunto dopo il 31-12 di fare proprio dei contratti ibridi. Abbiamo anche tra
quelli che ci portano via le persone. Lo guarda interessato Bordin dall'altra parte, perché adesso tra vari contratti ne aggiunge anche l'altro, quello dell'ibrido. Contratti full remote, no? Quindi che non sei neanche mai obbligato ad andare in azienda. Secondo me è alienante, noi lo vediamo, le persone che lavorano da noi, manca il non strutturato, come diceva prima Lia, cioè il fatto di poter condividere qualcosa che non sia a calendario pianificato dalle 8:30 alle 9 di appuntamento, ma una cosa che vedi uno nel corridoio e gli dici mi è venuta su quella roba là, sai quella cosa che tu prima mi avevi chiesto, adesso mi ricordo come farla, no? Tutte queste cose qua, se tu sei davanti a un PC con un'ora di appuntamento in ogni slot della tua agenda e devi collegarti a Teams per rispondere dall'altra parte, questo non ti verrà mai. E questo appunto noi abbiamo creato, adesso che stiamo ampliando la sede, abbiamo creato proprio degli spazi apposta per far venire ogni tanto la gente per discutere insieme di certe cose in maniera non strutturata, perché da lì emergono delle cose che non verrebbero fuori stando seduti davanti al PC in una riunione online. Bene, molto interessante. Andiamo in pubblicità, poi vorrei sentire anche il parere del sindacato. Bentornati in quest'ultima parte di Economia FVG, il lavoro che cambia le modalità di lavorare, anche abbiamo scoperto da Benedetti i contratti di full remote che esistono, o ibridi, parlava del mondo ibrido, Marina Brollo, docente di diritto al lavoro. Lei, Bordin, sarebbe pronto a sottoscrivere una contrattazione collettiva al full remote o l'ibrido? No, un nuovo tipo di contratto? Io sono convinto che sarà sicuramente ibrido, ecco, su questo non è... Quindi dà ragione alla Brollo. Poi è chiaro che quello che è insomma, lo smart working totale credo che sia una cosa per alcuni settori molto, molto particolari, ecco, mettiamola così. Ecco, quello che invece volevo rimarcare è che oggi siamo ancora nel periodo legato alla pandemia, quindi c'è un blocco fino al 31/12 l'utilizzo del lavoro da casa, del lavoro smart working, lavoro da casa, come lo vogliamo chiamare, legato ai decreti, e quindi in qualche modo c'è una scelta unilaterale da parte delle aziende, lo diceva prima Benedetti, c'è il 30% in meno di persone obbligatoriamente, però a partire dal 1° gennaio 2022 io mi chiedo, a me un po', come dire, avrei avuto piacere che la dottoressa Brollo dicesse che oltre alle norme che potrebbero cambiare c'è necessità di investire fortemente da parte di imprese strutturate in particolare sulla contrattazione su queste partite, perché questo è l'unico modo per garantire a tutti, ai lavoratori e alle imprese, dei percorsi che siano virtuosi, insomma, no? Che vadano nella direzione di rispettare quelli che sono i diritti. Io penso per esempio alla disconnessione, no? Non è può essere uno che è a casa, allora lo chiamo alle 3 di notte, perché cioè, non credo che questo sia il... Ecco, no, c'è tutto un problema, di istituti contrattuali, ma penso dai buoni cioè tutte quelle cose lì che vanno assolutamente ragionate, e credo che vadano ragionate tra le parti, e trovare accordi su questa cosa credo che sia assolutamente importante per capire anche quello che succederà dopo il 1° gennaio 2022. È un tema molto complesso, io mi rendo conto, è un tema molto complesso. È un tema complesso nel privato come nel pubblico, perché nel pubblico, insomma, Brunetta adesso ha fatto la battuta, l'avete detto voi prima, del 15%, sì. Però Brunetta aveva promesso... anche di lavoro a domicilio all'italiano. Sì, aveva promesso, Brunetta aveva promesso che in questo periodo avrebbe fatto con chiarezza degli accordi con le organizzazioni sindacali. E non si è visto niente. Però ad oggi non abbiamo visto tavoli aperti, quindi da questo punto di vista credo che forse fare annunci faccia più male che, come dire, cominciare a ragionare e a lavorare su questi temi, che secondo me saranno i temi del lavoro del futuro. Ecco, è produttivo il lavoro agile? Le faccio le stesse domande che ho fatto alla Brollo. Io credo che... il lavoro agile, ed è tutto da buttare via il lavoro agile nella pubblica amministrazione? No, credo di no. Credo che ci sia necessità di contemperare due cose. Uno, effettivamente, la necessità di poter utilizzare il lavoro chiaramente da casa, non in termini del periodo in cui eravamo in lockdown, perché insomma pensare che una famiglia che ha 2 bambini,
che vanno a scuola, erano in DAD, cioè era da impazzire. Credo che su questo non lo si voglia, come dire, dare a nessuno, ecco, se questo è il tema. Però ci sono delle forme, per esempio, di strutture ad hoc per lo smart working, per esempio. Ecco che allora i lavoratori si troverebbero in strutture ben coordinate, anche fisiche, in cui si possono incontrare, hanno tutto quello che gli serve dal punto di vista della tecnologia. Io penso a quello che è successo in questo periodo in alcune zone della regione, non solo del paese, no? Con la fibra che non arriva, c'è tutta una serie di cose che ci girano attorno che vanno ragionate. Ecco, su questo credo che più che fare annunci, forse è bene che ci mettiamo lì e cominciamo a ragionare e pensare a che cosa vogliamo fare di questo tipo di lavoro, che è assolutamente un lavoro che fino a ieri era stato, come dire, un po' snobbato anche dalle imprese, anche snobbato. Oggi invece hanno riscontrato che c'è la possibilità di utilizzarlo al meglio, anche produttivamente. Quindi da questo punto di vista credo che se ci mettiamo sul tavolo, cominciamo a ragionarci, credo che possiamo fare dei buoni lavori. Ecco, noi, quando si diceva prima che l'azienda va insieme, datore di lavoro e lavoratori, ecco, credo che questo sia un percorso di quelli che si diceva prima virtuosi. Vorrei sentire dai due imprenditori il rapporto col pubblico, se è venuto magari a mancare ride Benedetti. No, volevo solo aggiungere che prima la professoressa Varollo ha sottolineato la correlazione tra il digitale e il lavoro agile. E quindi il problema, parlo da imprenditore nel settore privato, quindi mi permetto di dare solo un giudizio, non voglio entrare in nessun tipo né di polemica, né di... che se la pubblica amministrazione non è organizzata digitalmente nel modo corretto, non può essere produttivo una persona che è a casa. Non lo vedo la sera io andare col faldone sotto il braccio e andare a casa per poter poi fare la pratica e magari una settimana dopo tornare col faldone. Quindi quello che oggi serve alla pubblica amministrazione è un programma di digitalizzazione serio fatto bene e solo dopo probabilmente si può dire di poter fare bene anche il lavoro agile. E questo passa attraverso sia gli strumenti, cioè avere strumenti adeguati perché possano lavorare, sia la formazione delle persone, il commitment a utilizzare queste tecnologie, non a resistere, come purtroppo spesso succede anche nel privato, di trovare qualcuno che resista a questo tipo di cambiamento del lavoro, e quindi solo dopo questo passaggio possiamo dire che anche la pubblica amministrazione può fare lavoro agile. Ma questo vale anche per i privati, Cioè io non vedo un'azienda privata che può fare lavoro agile se tutto è cartaceo, certo. No? Quindi questo, e quindi come io poi difendo ovviamente la mia teoria e il mio lavoro, io credo che quella direzione lì bisogna accelerarla sempre di più. E allora avremo anche strumenti di lavoro. Bisogna avere anche le infrastrutture giuste comunque. Bisogna avere le infrastrutture giuste, però secondo me, insomma, bene o stiamo male, arrivando? in questo periodo noi abbiamo visto che anche dai nostri dipendenti, no? Comunque ne abbiamo 160 sparsi in tutto il Friuli, subito e anche nel Veneto, prima di questo lockdown a marzo dell'anno scorso, ancora prima perché avevamo presentimento che tutto stava per accadere, abbiamo fatto un sondaggio per capire quali erano i collegamenti, le linee, eccetera. Devo dire che non è proprio malissimo, non è una città, una smart city, ma non è neanche proprio... Quindi credo che servano più la cultura e l'approccio che le reti. Correzzola, volevo concludere con lei appunto sul rapporto con il pubblico, cosa ne pensa? Anch'io non entro in nessun tipo di polemica, sono assolutamente d'accordo con il ragionamento del collega, però faccio un passo ancora indietro. Sì. Allora, noi con il lockdown abbiamo dovuto reagire, abbiamo fatto il nostro meglio, però proprio per ottimizzare questa esperienza, io vengo della metalmeccanica, dal mondo della lean manufacturing, cioè dobbiamo analizzare tutti, ma anche e soprattutto il pubblico, i processi prima di digitalizzare processi bizantini. Cioè quello che è successo adesso è stato che processi ridondanti, diciamo, abbiamo tentato di digitalizzare qualcosa che non era stato studiato, ma che era figlio o della tradizione o di dinamiche, anche se vogliamo a volte di autosussistenza, generazione di un bisogno per poi avere, diciamo, la possibilità di risolverlo. Se vogliamo veramente un lavoro ibrido, è un lavoro ibrido che venga incontro però alle esigenze dei cittadini, che sono esigenze di velocità, di economia, cioè le esigenze che abbiamo noi quotidianamente. Credo sia necessario fare un lavoro di analisi del processo, e non è impossibile, non è lunghissimo, ci vuole la volontà di farlo,
in modo da sbrogliare la matassa, rendere i passaggi abbastanza sensati uno dopo l'altro e a quel punto digitalizzare, a quel punto formare. Altrimenti rischiamo di ricostruire il rotolo semplicemente con altre forme e poi non riuscire a misurarlo, peraltro, perché non abbiamo neanche il cartellino evidentemente da utilizzare. Domanda velocissima, proprio mi mancano veramente 2 minuti a tutte e tre. Startup, scuole, tornando al discorso che aveva anche affrontato Correzzola a un certo punto della puntata, fanno abbastanza per portare gli studenti ad avere un lavoro adatto a quello che cercano le aziende, Benedetti? Cioè per startup intendi sì. nuove aziende? Boh, in realtà le startup oggi non sono la soluzione a tutti i problemi, sì. Sono importanti perché creano energie nuove, però spesso creano anche illusioni che poi non riescono a... Quindi io credo molto in un rapporto in cui startup e grande impresa lavorano insieme su dei progetti, e noi lo stiamo cercando di fare, certo. Portando avanti insieme dei progetti, quindi sfruttando l'energia e la mentalità fresca di un'azienda come la startup insieme al... Quindi noi crediamo molto però in una sorta di corporate venture startup, no? Quindi noi entriamo e cerchiamo di collaborare insieme con queste startup per aiutarle a farle crescere e portare valore anche per noi. Mondo della scuola vicino al mondo delle aziende, Bordin? Beh, non sempre, però insomma, voglio dire, c'è un aspetto che è duplice. Da una parte c'è il problema veramente della scuola e gli sbocchi professionali, su questo non c'è dubbio. C'è anche una cultura un po' particolare in Italia, no? Dove si vorrebbe che fossero tutti ingegneri, avvocati, e probabilmente non è questo il metodo migliore, quindi manca molto quello che diceva prima la dottoressa Correzzoli, che diceva esatto. Manca l'orientamento, quindi è il tema. Però c'è l'altro tema che invece credo che sia assolutamente importante, pari tanto questo, è quello della formazione continua, perché in azienda la velocità con cui cambia la tecnologia, con cui cambiano i processi, con cui cambia, è evidente che non può, che ci deve imporre di andare verso la formazione continua. Lo dico da sindacalista, alcuni contratti, grandi contratti, penso quello metalmeccanico, hanno messo all'interno di questo delle ore di formazione continua, ma credo che questo non siano sufficienti, ma si va e quella è la direzione in cui non possiamo andare, insomma. Correzzola l'aveva già detto, insomma, aveva già espresso il suo comportamento. Sono assolutamente d'accordo con tutto, non ripeto, metto solo l'accento forse su quello che deve essere il punto di vista, cioè ricordiamoci che noi tendenzialmente lo Stato, tutto quello che noi stiamo costruendo serve a fare dei cittadini felici. I cittadini felici sono quelli che trovano il lavoro che si adegua ai loro interessi e che gli dà soddisfazione. Credo che avere questo come faro che ci porta a fare alternanza scuola-lavoro o piuttosto cercare di rapportarci con il sistema scolastico, con le start-up, con le aziende strutturate, credo che ci possa aiutare a capire che direzione prendere. Bene, con questo bel messaggio, insomma, invito alla felicità a seguire le proprie passioni, diciamo, se ce le possono dare, se ci possono aiutare anche a sviluppare le nostre passioni nel mondo del lavoro. Io vi saluto, ringrazio gli ospiti, Ilia Correzzola, vicepresidente dei giovani imprenditori della Camera di Commercio di Pordenone Udine, Fabiano Benedetti, capogruppo informatica e telecomunicazione Confindustria di Udine, Luciano Bordin, segretario CISL FVG Mercato del Lavoro. Grazie a tutti, buona serata. Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci.